Piove su tutta la pedemontana, nevica sull'altopiano e sul massiccio del Grappa. Le precipitazioni intense annunciate nei giorni scorsi sono arrivate sul Bassanese, dove le centraline ARPAV segnalano già qualche decina di millimetri di pioggia in poche ore. Molti corsi d'acqua minori sono in difficoltà soprattutto nella zona sud di Marostica e di Pianezze, ma a tenere cittadini e amministratori con il fiato sospeso sono soprattutto le criticità idrogeologiche del territorio. A partire dal distacco di Massi che ha devastato la Valsugana, tutta l'area è in sofferenza e le frane di Enego, Marostica e Val Brenta dei giorni scorsi lo confermano. Il timore dei sindaci è che tutta questa pioggia, unita all'acqua proveniente dai monti, possa accentuare movimenti franosi già in atto. Squadre della Protezione Civile monitorano le aree più esposte per poter intervenire con tempestività, mentre in pianura sono osservati speciali fiumi e corsi d'acqua. In altopiano è tornata la neve, la grande assente di questa stagione invernale. Nevica infatti da stanotte su quasi tutto il comprensorio, anche se con l'aumento delle temperature si è girata in pioggia ad Asiago e alle quote più basse. Gli accumuli a Campomulo, alle Melette, in Marcesina e sul Verena sono invece significativi ed è probabile che continui a fioccare fino a stasera. Questa situazione potrebbe allungare, se le temperature lo permetteranno, la stagione dello sci almeno per qualche altro giorno. Sotto il profilo turistico sicuramente, perché questo ci consentirà di allungare la stagione che è stata da questo punto di vista un po' critica fino ad oggi, fino a ieri, e soprattutto anche in chiave di riserva idrica. Questa copiosa nevicata in quota consentirà un minimo di riserva idrica per l'altopiano, ma soprattutto per la pianura sottostante. Quindi oggi benediciamo la Dama Bianca che, seppur in ritardo, si è fatta attendere, ma è sempre la benvenuta